Friuli Venezia Giulia col suo sistema di startup è stato certificato essere tra le migliori regioni in Italia. Una capacità di innovare importantissimo, legata appunto anche a queste piccole realtà, che però dobbiamo sempre più promuovere e far conoscere a livello internazionale, sia per attirare finanziamenti ma anche per far sì che le nostre startup possano diventare fornitrici di grandi corporate. Dopo gli Stati Uniti, la Gran Bretagna. Il governatore Massimiliano Fedriga a caccia di investimenti per il Friuli Venezia Giulia. Questo è l'obiettivo della missione a Londra, nella sede dell'ambasciata italiana, in occasione della cerimonia che ha dato il via allo SMAU, la fiera dedicata all'innovazione per imprese, start-up, enti pubblici e abilitatori. Il palcoscenico londinese è sicuramente un palcoscenico internazionale che supera assolutamente i confini di un paese e che riesce a dialogare e a raggiungere il mondo. Per questo la presenza delle nostre start-up a SMAU qui a Londra è un'opportunità per loro, ma un'opportunità anche per far conoscere il nostro territorio e le capacità di innovazione del nostro territorio. Fedriga ha sottolineato la strategicità di presentare l'Italia e le regioni in contesti internazionali nella loro diversità per attrarre l'attenzione di chi vuole investire nel nostro paese. Le start-up del Friuli Venezia Giulia presenti a Londra sono le triestine Fast Computing SRL, società Benefit Dualistic, la pordenonese Talentware e la Recornea dell'Udinese, eccellenze che rappresentano un territorio che vede 3 province, Trieste, Pordenone e Udine, nella top 10 nazionale per densità di imprese innovative.